Eccoci arrivati alla parte dedicata agli aggiornamenti sull'economia, un po' anche sulla finanza, che ci riguardano anche da vicino perché piccole cose possono modificare completamente tanti asset strategici molto importanti di paesi, di realtà significative, ma anche di intere economie, oltre che delle aziende piccole e medie del nostro territorio. Stefano Zara, ben ritornato. Arrivederci. Allora, vediamo un po', innanzitutto un po' una provocazione che però di fatto è una notizia. Tanti soldi nei conti non spesi, un po' in generale nei paesi europei ma anche in Italia. In 2 mesi cosa è successo? Beh, sono dati diffusi dal Financial Times, e comunque dati ufficiali di BCE, quindi Banca Centrale Europea, che ha riscontrato che marzo 2020 rispetto a marzo 2019 le liquidità nei conti correnti è a livelli mai visti prima. In Francia nei conti ci sono depositi, sono dati di marzo, per 20 miliardi contro i 3,8 dell'anno precedente, sempre marzo 2020 su 2019. In Italia un po' meno, ma 16,8 miliardi contro una media di liquidità dell'anno precedente di 3,4, e Spagna 10 miliardi contro una media di 2,3. Ovviamente soldi non spesi dalle famiglie per effetto del lockdown, per effetto che comunque non avevamo né modo, né tempo, né possibilità di poterli spendere. Magari il tempo c'era e che non c'era la libertà per poterli spendere, a parte gli acquisti sul web. Ci sono dati relativi agli acquisti sul web? Ma ci sono, credo che i dati sono, non sono accorpati, quindi andrebbero studiati, ma credo ci saranno disponibili già nei prossimi mesi per singolo settore, per tipologia merceologica, ma sarà interessante vedere, e su questo abbiamo alcune anticipazioni, come le vendite online abbiano superato in alcuni casi le vendite al dettaglio tradizionali degli anni precedenti in alcuni settori. Ovvio che di tutto questo avremo misura, dimensione, entità nelle settimane a venire, insomma. Comunque tante cose cambiate in pochissimo tempo, anche delle abitudini, per esempio le spese che tanto più vengono fatte molto con la carta, col contactless rispetto all'uso del contante, anche se c'è tanto contante in giro, vero? Se ne è stampato tanto. È altrettanto vero che basta vedere gli andamenti di borsa, insomma, le aziende legate ai sistemi di pagamento, quindi carte di credito, ma anche sistemi tipo PayPal, Apple Pay, sono sulla cresta dell'onda sui mercati finanziari, perché evidenziano un trend che il coronavirus ha rafforzato, ma era un trend già ben delineato, ben sostenuto già negli anni precedenti. La moneta plastic money, la moneta elettronica, ma anche i sistemi digitali virtuali di pagamento è una cosa sulla quale tutte le aziende digitali, ma Apple, che da fabbrica che fa telefonini, sta diventando società di servizi. Facebook l'anno scorso ha ottenuto ad aprile, mi pare, tutte le autorizzazioni per poter operare come istituto di credito di diritto irlandese. Cioè le grandi piattaforme digitali si stanno, un po' perché ne hanno le risorse, un po' perché sono più attrezzate anche di molte agenzie governative per tutto ciò che riguarda Facebook, tra virgolette, stavo per dire la tutela dei dati, la tutela della privacy, ma è un ossimoro, ma si sta attrezzando per poter essere anche un vettore per poter fare pagamenti. Ecco, cos'altro c'è di grande cambiamento riscontrabile e che quindi ha delle ripercussioni che non avremmo mai pensato in così poco tempo? Ma che fa riflettere, fa pensare, è un po' tutta la dinamica. La finanza da questo punto di vista è una cartina di tornasole formidabile. Non dimentichiamoci che fino al 1970 la finanza non concorreva al PIL. Poi hanno visto che le tasse pagate sui mutui era tanta roba, e si sono resi conto che questo era qualcosa da mettere nel bilancio degli stati. L'intermediazione finanziaria, iniziata dagli anni 90 in poi, ha reso esponenziale il ritorno sugli utili, e la finanza è diventata un qualcosa che finanzia se stessa. Il dato più eclatante è, prendiamo il listino borsistico, il listino finanziario più importante, che è quello americano.
le 500 aziende dello Standard & Poor's hanno investito negli ultimi 10 anni in operazioni di riacquisto di azioni proprie qualcosa come 4 trilioni. 4 trilioni è una cifra spaventosa. L'Occidente nei paesi in via di sviluppo ha investito in 50 anni 2 trilioni. Caspita. Che sono dati ufficiali. Sì. Le sole aziende americane per riacquisto di azioni proprie ne hanno investiti 4, ma negli ultimi 10 anni. 1 trilione è 1 miliardo di miliardi. Si fa fatica anche a scrivere. Che conseguenze ci sono di questo? Questo è fatto una parte hanno fatto ovviamente, cioè non sono cifre o cose, sono cose anche che hanno un loro perché. Una conseguenza non marginale è il fatto che questo ha sostenuto i prezzi di borsa in maniera clamorosa e continua per almeno 10 anni. È altrettanto vero che ci si deve porre, oltre a 4 trilioni investiti per l'acquisto di azioni, ci sono altri 3 che sono stati distribuiti come dividendi. Quindi... Ma questa è una cosa. Ma bisogna anche capire che queste aziende poi, chiediamoci anche come possono essere così vulnerabili a, tra virgolette, soltanto 2 mesi di lockdown. Quindi è un sistema, quello dell'impresa, l'impresa globalizzata, che non regge non uno stop dell'economia, ma nemmeno un rallentamento dell'economia. Poi come quando si va in bicicletta, no? L'eccessivo calo ti fa perdere l'equilibrio e cadi. È una sostanziale bicicletta che però devi viaggiare a velocità sostenuta per poter reggere gli equilibri e le modalità in cui si sostiene. Quindi non è pensabile cambiare le modalità, la velocità della nostra economia? Su questo si stanno scrivendo trattati, libri, rientra in quella annosa questione che ogni crisi finanziaria viene affrontato della distribuzione del valore. Che non può avvenire soltanto con la tassazione. Queste enormi ricchezze impiegate per causa di un'operazione di buyback arrivano poi alla collettività soltanto attraverso il canale della tassazione, e quindi quando sostanzialmente si ragiona sul fisco, il fisco ha molte sfaccettature. Uno degli aspetti che va risolti è che le imprese di tali dimensioni, di queste dimensioni, devono ritornare quello che hanno realizzato in termini di valore alla comunità su cui sono insediate. So che è un ragionamento un po' idealistico, però molti economisti, citiamo sempre il famoso trattato di Tom Piketty sull'economia del XX secolo, ha messo in luce che questa fosse una delle discrasie più rilevanti e irrisolte del XX e del XXI secolo. Questa creazione di valore che non sottende però una stabilità di fondo. Noi dobbiamo correre. Ecco perché ogni tweet di Trump determina un rialzo o un ribasso del petrolio, le tensioni con la Cina lasciano in ansia i mercati finanziari e i risparmiatori. C'è questa infodemia alimentata giorno per giorno dall'informazione in un sistema convulso di notizie che arrivano ogni minuto, insomma, è il mondo in cui viviamo. Noi sappiamo che le cose non possono reggersi nel lungo termine, però su questo il rimedio è sempre della politica, che certo. Crea le regole. Ecco, ma a questo proposito della politica, le tensioni che ci possono essere, o che ci sono anzi, come un confronto anche abbastanza duro tra Trump e la Cina, potrebbero portare anche a uno scontro, oppure ci sarà una mediazione? Questo è l'anno elettorale, quindi Trump non vuole andare alle elezioni con una borsa che va giù, deve risolvere anche un problema di atteggiamento, di immagine legato a mancata, tra virgolette, attenzione ad affrontare il problema Covid. Non dimentichiamoci che Cina e America sono 2 giganti che non si combattono a distanza, ma che ognuno di loro ha il piede in casa dell'altro. Le 156 principali aziende cinesi sono quotate a Wall Street, 156. La prima della lista è Alibaba, che capitalizza a Wall Street qualcosa come 535 miliardi di dollari. Vuol dire
Enel, che è la più grande per capitalizzazione in Italia, capitalizza qualcosa come 60 miliardi, quindi quasi 10 volte Enel, un 20 volte Intesa, un 25 volte Unicredit, quindi un'azienda che ha una capitalizzazione immensa, che però vive nell'habitat, nello stagno del capitalismo, del nemico capitalista americano. Ma vive perché con questo la fa crescere in ogni caso indirettamente, quindi è anche un bel vivere sostanzialmente. Qualora non fosse così non avrebbe grandi prospettive, no? Alibaba si alimenta degli investimenti, dei flussi finanziari che arrivano in quel mercato da tutte le parti del mondo. Ecco, in questo Parlo di Alibaba perché è il momento, più importante. a proposito di investimenti, come stanno andando gli investimenti? Ci sono anche delle nuove formule di investimento che possono presentarsi interessanti, non so, ci sono dei peer alternativi col decreto rilancio che possono essere guardati con attenzione? Si è appena concluso da pochi giorni il collocamento dei BTP Italia, che hanno rappresentato comunque un successo in termini di adesioni, 14 miliardi sottoscritti direttamente dalla clientela retail e poi altri 7 da quelle istituzionali. Complessivamente siamo quasi a 22 miliardi di sottoscritti. È la più alta adesione per ciò che riguarda singole emissioni. Ovviamente c'è la garanzia BCE, tutto quello che se ne vuole, ma io vedo delle cose muoversi anche sul mercato delle imprese in termini di emissioni obbligazionarie interessanti. Il mondo queste forme di partecipazione. C'è un bel libro che mi ricordo degli anni 70 di un economista che è mancato, si chiama Ernest Schumacher. Il titolo è Piccolo e Bello. Piccolo e Bello. È uno dei 100 libri che hanno influito più, che hanno influenzato di più il sentire economico dal dopoguerra in poi. E faceva espresso riferimento sul fatto che la piccola media impresa è il tessuto economico più stabile per ogni paese. Ma è vero questo? Ma è vero questo? Come? Perché viene messa tante Sì, volte in discussione. sì, io credo sia vero per quello che riguarda la mia esperienza personale diretta. La grande impresa negli ultimi 20 anni è diventata una sorta di medusa a molte teste. Paga le imposte in un paese, in sede in un altro, cioè tra delocalizzazione, una fiscalità che non è uniforme nemmeno in Unione Europea. Questa è una delle cose che devono essere comunque sistemate. Non è possibile che nella stessa area economica di riferimento ci siano tassazioni diverse o isole di bonaccia fiscale. La tassazione deve essere uguale. Certi vantaggi, tra virgolette, in cambio di insediamenti lavorativi. Cioè, io creo posti di lavoro lì perché lì mi fai pagare meno le tasse, in un sistema logico che abbia un senso non deve esistere. La grande impresa si prende queste libertà e poi c'è sostanzialmente anche il ricatto in cui, caro Stato, se tu non mi aiuti io chiudo la fabbrica e genero un problema occupazionale. Anche adesso la corsa dei grandi gruppi a sostituire le garanzie dei soci o con le garanzie di SACE e dei fondi di garanzia è evidente. È evidente. Però su questi problemi il sottotitolo di questo libro Piccolo e Bello è come se la gente contasse veramente qualcosa. Ecco, ma è vero? La questione esiste da sempre. Le grandi imprese hanno la possibilità di scrivere le regole e quindi è sostanzialmente tautologica. La soluzione non può essere in mano a chi crea il problema. È anche tanto vero che noi abbiamo una fortuna che è propria del nostro paese. Il 90% del tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Questa è la grande ricchezza, la passione dei nostri imprenditori, l'intelligenza, l'intuizione che hanno i nostri imprenditori. Serve una classe politica che crei degli habitat favorevoli, infrastrutture, banda larga, reti di trasporti efficiente, è un sistema
fiscale che favorisca chi all'interno del sistema produttivo crea posti di lavoro e crea ricchezza anche per il territorio. Cioè le regole non sarebbero complicate, ma manca, come abbiamo sempre detto, insomma, una regia e una visione di fondo che l'instabilità politica che abbiamo da dopoguerra in poi non ha mai consentito. Cioè, un progetto per una casa non può essere messo in mano a 50 architetti. Certo. Già 10 sono tanti, ma comunque va creata una comunione di visioni, insomma, per sfruttare un potenziale che è nostro, connaturato al nostro modo di essere. In questo senso io mi sento molto italiano. Ultima cosa, proprio sfruttato e sprecato. Certo, ultima cosa, proprio un minuto. C'è una grande svalutazione del denaro in questo momento? Cioè, in che senso? Non è... Cioè il denaro liquido si sta svalutando, rischia di svalutarsi molto, quindi conviene perché per le persone, per i risparmiatori eccetera, pensare a forme di investimento, tanti chiedono di ritornare all'oro o ad altre cose, oppure è un momento che si prospetta tranquillo, ci sono voci inquietanti al riguardo? Ma credo che dal momento, per quanto riguarda la mia percezione di uomo che vive della salute del denaro, ecco, è una crisi che potenzialmente poteva avere degli sviluppi. Questo parliamo a marzo, del periodo più acuto della crisi, preoccupanti. Invece si è, tra virgolette, mitigata gli interventi delle banche centrali, delle agenzie governative. Sono stati utili, insomma. Sono stati utili e hanno tranquillizzato. Non c'è mai stato un momento in cui hanno perso, tra virgolette, la barra del timore. Ovvio, le incognite fanno parte della società in cui viviamo, ma ci sono anche, a me non piace la famosa frase, i problemi vederli come opportunità. No, il problema è un problema, poi cerchiamo di risolverlo, ma le opportunità ci sono. E su questo, sull'aspetto legato alle opportunità, occorre aprirsi a regole nuove, a un nuovo modo di vedere l'impresa e gli investimenti. Perfetto. Sì, sono cose che magari di cui potremo parlarne anche la prossima volta. Certo. Allora, noi siamo arrivati al termine, Stefano Zara, grazie di aver fatto questo inquadramento. C'è un consiglio, qualche cosa che vuole aggiungere, che dopo se no ci risentiamo, ci riaggiorniamo presto? Ma hai visto che le 3 regole più importanti, avere calma, cioè l'emotività, il consulente serve perché ha una visione non emotiva delle tue cose. Distaccata. È distaccata. E quindi solo per quello, perché altrimenti anche il consulente in sé è ricco di emotività, ma il consulente serve per non farti fare gli errori, che sono quelli di togliere i soldi quando vedi che i mercati vanno giù, eccetera, eccetera. Ma chi è rimasto fermo, chi non ha toccato, chi è rimasto coerente, ha potuto non solo sostanzialmente non perdere, scavallare questa buca profonda che si era creata a marzo, ma anche cogliere delle opportunità. Questi trend di crescita che erano già partiti da almeno un paio d'anni si sono consolidati. Non dimentichiamoci che borse americane e soprattutto gli stili tecnologici sono ai massimi. Certo, quindi dai, sono buone prospettive. Parleremo ancora di questo perché siamo arrivati proprio al termine, quindi calma, avere calma e sangue freddo a questo punto, guardare le cose con oggettività. Stefano Zara, grazie mille, grazie a voi telespettatori. Chiudiamo così con questa intervista il nostro capitolo di diversi approfondimenti di questa serata e naturalmente buon proseguimento e a presto. A domani.